Il progetto di rigenerazione dell'area Open Dream ha aperto le porte al pubblico per presentare il mercato delle eccellenze e l'hub del turismo green in quella struttura che un tempo dedicata alla produzione di ceramica oggi rinasce cittadella delle eccellenze. Siamo arrivati qui con l'idea di fare un polo logistico, che è la nostra vera attività, e solamente che mentre pensavamo per l'abbattimento di queste pietre, le pietre mi hanno conquistato e abbiamo cominciato a pensare come questo uovo poteva trovare di nuovo una nuova vita e abbiamo cercato di metterla a disposizione del territorio. Grande attenzione per i circa 50 espositori legati alle eccellenze del cibo e il primo mercato territoriale dei vignaioli indipendenti trevigiani aderenti alla FIVI insieme ad alcuni loro colleghi da tutta Italia, una quarantina le cantine dove è stato possibile degustare calici e acquistare bottiglie. Ma Open Dream Food Market è stata anche occasione per annunciare il progetto hub del turismo green. Dagli spazi dell'Ec Spagnossin si può partire infatti per una delle 8 tappe dell'anello veneto di Green Tour. Ricordiamoci che più del 12% della popolazione europea è interessata ad una vacanza che comprenda al suo interno anche una pratica cicloturistica e quindi questo ci mette in grado di lavorare su un bacino estremamente importante, estremamente ampio. Un turismo particolarmente interessante perché responsabile, quindi in grado di apprezzare il territorio e anche le sue fragilità, di anche coinvolgere con atti di acquisto importanti le produzioni tipiche, le produzioni artigianali. Questa tipologia peraltro è tra le tipologie considerate in espansione anche per i prossimi anni, tra quelle che presenteranno tassi di crescita più interessanti, quindi grandi prospettive soprattutto per il forte legame che viene consentito con anche il sistema produttivo locale. Quindi aumento anche delle piste ciclabili? Aumento delle piste ciclabili che significa anche controllo del paesaggio e quindi anche garanzia di uno degli aspetti che sono centrali per questa tipologia di turista, cioè appunto la qualità del paesaggio stesso. Ma questo è solo l'inizio, c'è ancora molto da lavorare per realizzare il progetto Open Dream. Ci stiamo muovendo con un'iniziativa privata, mi rendo conto che la cosa può sembrare strana, però confidiamo di portare avanti un progetto allargandolo ad altri partner perché è un progetto impegnativo, parliamo di 10 ettari. 10 ettari è la stessa dimensione di una realtà importante quale quella di Fico. Noi non abbiamo nulla in comune come progettualità, se non la dimensione, ma crediamo che questa area possa effettivamente diventare una cittadella dei nostri artigiani, ma anche del mondo innovativo, oltre che dei produttori che citavo prima.